A Gorizia mai più antenne selvagge, questo potrebbe costituire un precedente in aiuto a tutte le amministrazioni comunali d'Italia. Il TAR del Friuli Venezia Giulia ha infatti rigettato il ricorso presentato da Telecom contro il regolamento comunale sul posizionamento delle antenne in città. Il Comune di Gorizia batte la Telecom e crea un precedente unico in campo nazionale. Il TAR del Friuli Venezia Giulia ha rigettato il ricorso che il gestore telefonico aveva fatto contro il regolamento approvato dal capoluogo isontino che fissava alcuni paletti per mettere prima la salute dei cittadini rispetto al collocamento delle varie antenne telefoniche. Il caso è di portata nazionale perché finora nessun comune d'Italia, neanche i più grossi, era riuscito a vincere contro i vari gestori di telefonia mobile. Il Consiglio Comunale di Gorizia in realtà non ha messo alcun limite come divieto assoluto, ma ha precisato che in tutta quanta una serie di siti considerati sensibili, le scuole, gli ospedali, gli asili, i centri con maggior densità abitativa, non si potessero allocare le antenne della telefonia se non dimostrando tecnicamente che fossero gli unici siti in cui questa allocazione sia possibile per assicurare la completezza della rete mobile. Se questo elemento tecnico non fosse dimostrato, non è possibile allocare in quei siti le nuove antenne. Elemento questo che il TAR ha ritenuto assolutamente coerente e ha utilizzato come base per il ragionamento che ha portato il Tribunale amministrativo regionale a riconoscere la validità delle osservazioni del Comune di Gorizia e a rigettare su tutto il fronte le osservazioni e il ricorso che Telecom aveva avanzato. Insomma, se vai un gestore lui dice io mi metti qua, il Comune si gli dice. Il Comune dice chi sta è un quet sensibile, perché è un asilo. Chi tu puoi smettere la tua antenna solamente se tu riesci a dimostrarmi che è l'unico puesto da tutto il territorio del Comune di Gorizia, dove tu puoi smetterlo per fare in maniera che la rete sedi completa. Se non tu riesci a dimostrarmi che tu lì l'antenna non tu puoi smetterla.